Buongiorno a tutti ragazzi, buona giornata, buon venerdì. Ieri è stata avvertita una scossa in Molise verso il pomeriggio, verso le 17:04. Quindi una scossa di magnitudo 2,7 con epicentro a Guardia Alfiera a Campobasso. Quindi tanta paura tra la popolazione, è stata avvertita da tanti abitanti del paese e anche giustamente da persone che stavano in municipio, quindi diciamo c'è stato proprio una vera, diciamo, ansia da terremoto, anche perché qui, diciamo, ultima volta ragazzi, se vi ricordate, il 16 agosto sono state 5 le famiglie che hanno avuto un'ordinanza di sgombero a causa del terremoto di 5,1 che avvenne. E di queste 3 ancora purtroppo ragazzi stanno fuori casa in attesa di una sistemazione. Quindi in effetti ieri pomeriggio si è avuta di nuovo quella paura di quel giorno, anche se stavolta la scossa diciamo è stata rispetto a quella là molto molto più leggera. La profondità è stata di 16 km, quindi diciamo che è stata molto sentita da tutti, anche dalle persone che stavano nel comune. In effetti tante le chiamate sono state fatte ai vigili del fuoco, diciamo ai vigili urbani, però in effetti ragazzi tutto bene. In effetti stesso il sindaco sottolinea che non ci sono danni né a persone e né a cose. Giustamente ad avvertire la scossa è stato addirittura il vice sindaco che a quell'ora stava in riunione in comune con un altro paese e sono tutti scappati in strada dalla paura, quindi ricordandosi dello scorso terremoto che fu di 5,1 dove 5 ordinanze di sgombero ci furono, di cui 3 stanno ancora in mezzo alla strada senza una casa perché giustamente queste 5 case allora furono lesionate e quindi non sono accessibili. Quindi comunque è tutto a posto, solo un po' di paura tra il consiglio comunale e le persone che sono scappate in strada, però alla fine non ci sono danni né a persone né a cose. Vi auguro buona giornata ragazzi e come sempre quando c'è una notizia potete stare sicuro che io, se non la dico adesso, la dico fra un'ora, quindi il tempo che anche io mi aggiorno sulle situazioni perché, come sapete ragazzi, non sempre aggiornano le situazioni, quindi io l'ho trovata sull'IGV e poi sono andato a vedere dove poter trovare notizie perché parliamoci chiaro, qua nessuno parla di nulla, quindi pare che le devi andare a cercare anche fuori dall'Italia su siti esteri, sanno più di noi che stiamo qua in Italia, purtroppo è sempre così, non ne parla né la TV, neanche internet a volte, quindi a volte trovo notizie, diciamo, che accadono in Italia, semmai su siti esteri che non c'è, che non hanno nulla a che fare con noi, però funziona così ragazzi, quindi buona giornata a tutti. Quindi terremoto in Molise ragazzi, esattamente è stato quel paese strano, come si chiama, Guardia Alfiera, che sarebbe Campobasso, quindi però tutto a posto ragazzi, solo tanta paura tra la popolazione, però è tutto tornato alla normalità. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata.